TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Alle prime ore di oggi, mercoledì 4 dicembre, i carabinieri del ROS hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di 7 persone. Per 6 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 1 gli arresti domiciliari tra Mestre e Vieste nel Foggiano. L'operazione Crypto ha permesso di ricostruire da un lato un lucroso traffico internazionale di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, che dopo essere stata prodotta e preparata tra il Marocco e la Spagna veniva spedita in Italia a mezzo corrieri, alimentando il mercato illegale della droga nella cittadina viestana. Dall'altro il favoreggiamento della latitanza del boss Marco Raduano. Nel corso delle attività di indagine sono stati infine arrestati nella flagranza del reato 2 persone e sequestrati 12,5 kg di sostanze stupefacenti. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Oggi, mercoledì 4 dicembre, i Vigili del Fuoco celebrano Santa Barbara, la loro patrona, simbolo di fede, coraggio e serenità di fronte al pericolo, anche quando non c'è via di scampo. Questi valori sono le radici del senso del servizio e di appartenenza delle donne e degli uomini del Corpo dei Vigili del Fuoco. Oggi in tutte le sedi d'Italia si terranno cerimonie di celebrazione. La ricorrenza è anche momento di riflessione sulle attività svolte e l'efficacia del servizio prestato. Dal 1 dicembre 2023 al 30 novembre 2024 nella regione del Veneto sono stati eseguiti 47.076 interventi di soccorso da parte dei Vigili del Fuoco. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente c'è stato un incremento di 2.132 interventi, pari al 4,7%. Mediamente ogni giorno i Vigili del Fuoco sono intervenuti in regione in 129 interventi di soccorso. Sono stati 11.347 gli interventi del Comando di Venezia. Tra i più impegnativi e complessi ricordiamo il 24 marzo, con un incendio in abitazione a Chioggia con 3 persone decedute. Cambiamo argomento. Al via la quarta edizione del crowdfunding civico promosso dal Comune di Venezia. L'iniziativa punta a selezionare e cofinanziare progetti che favoriscano l'inclusione sociale e la coesione comunitaria attraverso appunto il crowdfunding, rafforzando le reti di organizzazioni locali e supportando le aree più fragili della città. I progetti potranno spaziare su 3 ambiti principali: giovani e adolescenti, per aiutarli a scoprire e coltivare nuove capacità, sostegno alle persone fragili e alle loro famiglie, con particolare attenzione agli anziani e persone con disabilità, valorizzazione dei centri di aggregazione giovanile, promuovendone il ruolo nella comunità. Le candidature possono essere presentate entro il 10 febbraio 2025 tramite il portale online Dime, utilizzando un account SPID. Per informazioni e chiarimenti, le organizzazioni interessate possono scrivere a ponmetro.crowdfunding@comune.venezia.it. Ultima pagina. Il direttore Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo Alvise Cagniello è stato nominato dal presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, quale componente del Consiglio della Camera di Commercio Venezia Rovigo in rappresentanza del settore commercio, su designazione delle organizzazioni imprenditoriali. Nel Consiglio camerale, Alvise Cagniello prende il posto di Maurizio Franceschi, che a settembre ha presentato le proprie dimissioni. Si ricorda che il Consiglio è l'organo collegiale primario di governo della Camera di Commercio ed è composto di 25 membri suddivisi tra i diversi settori economici che rappresentano l'economia della circoscrizione territoriale di competenza. L'attuale Consiglio si è insediato il 10 dicembre 2020 e dura in carica per 5 anni. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.